E waiu, ciao! Benvenuti e bentornati sul canale Super Allan, siamo qui oggi con un nuovo video e oggi ragazzi, come avete visto dal titolo e dalla miniatura, proveremo i migliori cibi sardi. È la mia prima volta in Sardegna, avete visto già il vlog, le nostre 24 ore, il mio primo viaggio estivo con Fius qui in Sardegna. Proviamo waiu perché non sono solo. Allora innanzitutto c'è Al Pacino, buonasera. Poi c'è Cabral, in arte Fius Gamer. Ciao, buonasera ragazzi, buonasera a tutti. Sono pronto per mangiare le migliori pietanze sarde. Non vedo l'ora. E poi dietro la cam c'è anche il dottor Frankenstein, che dopo magari vi farò vedere. Ragazzi, la tenuta qui si chiama Resort Pilastru. Mi piace veramente tanto. Adesso vi faccio vedere anche un po' di riprese dall'esterno. Grandissimo giardino, ma non è quello che ci interessa. Quello che ci interessa è mangiare. Andiamo dentro, va? Sì, è questa struttura qua a fianco con le scale. Ah, ok. Perfetto, mi fatta prima. Abbiamo sbagliato tenuta, perché non si è tenuta. Bene. Poi guardate qua quanto è bello da fuori questo ristorante. No Carlo, no tu, un ristorante. Poi guardate lì giù quanto è bello la piscina. Vabbè, dopo vi faccio vedere tutto quanto bene. Diciamo sei all'Hotel Pilastru e mantieni sto pilastro. E allora andiamoci dentro col vino. Carasau. Pane al pane, vino al vino. Oh, guarda qua. Questo ragazzi, provatelo, il pane carasau. Pane tipico sardo, questo me l'ha insegnato È la tanto. prima volta qua da noi? Proprio in prima volta in Sardegna. Ah, perfetto. Allora, abbiamo un menù tipico, iniziamo dagli antipasti con i salumi, le verdure, 2 piatti caldi, a seguire la zuppa gallurese e il filetto ragu ciliale, e a seguire il porcetto con la pancia di maiale in agrodolce. Grazie. A voi. Gentilissima. Allora, mi dicevi Andrea, questo è il pane Carassau. Perché? È Carassau? Quanto costa? È cara assai, eh? Oppure cara assai, vote, der, Buonissimo. Sì? È tipo l'evoluzione del cracker. Infatti sì, sembra il cracker. Provo anche io per la prima volta, ma mi stavano andando a fanculo su. Ci hanno detto che è vino della casa, quindi sardo. Minnanno, il vino di stasera rosso di Gallura, pieno di paura. Se ne scende pure. Mamma mia. Se ne scende è una meraviglia proprio. Ma io per sfizio dopo vi devo far vedere tutto questo resort. È spettacolare, ci sta pure la piscina, non l'hai vista? A me me l'ho fatto solo rovino. Ti sarò sotto in una piscina. Ti si nega, ti sta avere proprio la piscina. Grandi riprese, Dinamico, professionista. Attenzione, easy grow. Ma sai cosa sono questi? Questi cosa? Gli animali. Che stanno parlando? No, non so, qual è? I grill. I grill. Si mette una macchina in casa sotto, sai che diventa? No. La pamessa, l'autogrill. Allora raga, come vi dicevo prima di mangiare vi voglio far vedere un attimo questo resort, perché è spettacolare, cioè veramente è stupendo. Vi ho fatto vedere un po' la struttura prima da fuori, che in pratica è questa qua, cioè praticamente dove eravamo entrati prima, che abbiamo sbagliato. Questa invece è la struttura dove siamo saliti prima per andare a mangiare. Noi mangeremo proprio qui sopra, e qui c'è questo immenso giardino praticamente, come vedete, che ci porta, dove facevo vedere prima, alla piscina, che tra l'altro noi non sapevamo. Cioè noi abbiamo messo su internet migliori posti dove andare a mangiare in Sardegna e ce ne sono usciti veramente tantissimi. Tra l'altro uno a 3 ore, un altro a 4 ore, un'altra a 2 ore e mezza da dove stiamo noi, cioè ad Arzachena o Arzacena, non so come si pronuncia. E poi l'ultimo posto è stato questo. Oh io ve lo giuro, cioè dalle clip qui non rende, ma è spettacolare, a parte che è grandissimo. Cioè guardate qua, completamente nel verde si trova questa piscina, e poi ci sono tutte queste altre strutture che non so bene cosa siano, se altri posti dove andare a mangiare o sono tipo delle dependenze. Come se viene a finire da piscina, no ragazzi, che tengo flash sparato in faccia, pare che sono in dei studi e Barbara D'Urso. Questo è quello che vediamo noi da qua. Cioè allora noi mangiamo, vi faccio vedere precisamente lì sopra, ma non riesco a beffare a Carlo e ad Andrea, e noi siamo qui giù. Qui invece ci sono dei lettini, lo piglio solo, anche se il sole a quest'ora non c'è. Poi c'è questo gazebo, poi c'è questo albero, poi c'è questa capocchia. Allora sono arrivati gli antipasti, come state vedendo da queste clip. Andrea cosa sta mangiando? Sta mangiando un po' di salumi e sono speck, no? Capocollo. Capocollo. Oppure capicaz, e poi salame. Vabbè, come vedete ci stanno tante altre cose. Allora una cosa che provo è questa piccola bruschetta, però la prima cosa che noto è che il pane non è quello là solido, cioè è più mollo, non è croccante, non mi viene la parola. Morbido? Facciamo mi abbracci. Anche la bruschetta, cioè? Prova questa bruschetta, prima la mangi e poi la getta. Eccola qua signori. E che ci mise pure la panna, cioè una bruschetta rivisitata da Andrea Fusco. Io invece provo questo tipo di, penso zucchina o melenzana. La melenzana è più buona. Mamma mia, la bruschetta è proprio buona. Ottimo, ottimo. Ora invece quest'altro tipo di melenzana con la salsa sopra. Porca miseria, questo pure è buono. Poi però ci voleva il pane vicino, sarà il tuo pane Andrea.
Allora, io sono curioso di capire questo che cos'è. Apro un attimo per vedere cosa c'è dentro. Comunque non capisco. Allora, assaggiamolo. Mi sembra una polpetta. Oh, quanto è buona! Oh, è buonissima questa cosa. È proprio buona. Così tipo polpetta con... Sì. Quelle buonissime. Allora tipo ci sta dentro i peperoni. Stanno i peperoni dentro. Peperoni e forse melenzane. Come sta polpetta? Fatti, dammi la mano. Polpetta con Peperoni. i peperoni. Non a parte i peperoni, la consistenza dentro, il sapore. Pan grattato No, panna grattata, all'interno pure. Carne e peperoni. A proposito di carne, mangiamo anche questa qua, che è tipo carne di maiale, detto. voglio messo di puzzo e bruciato. Ci stiamo appicciando. Aiuto. Stamma pozzo un po'. Stamma pozzo un po'. Certo. Allora, carne di maiale. Oh, Andrea, che sei paparotto. Te lo giuro, questa è buonissima questa carne qua. Aiuto. Carne da 10. E allora, Andrea. Pronostico. 4-0 vino. E... vabbè, ci stava facendo sto vino, Vaglio. Buonissimo. Vaglio, ma com'è buonissima questa carne, ve lo giuro. Ma come sei buonissima anche tu, eh? Attenzione, bello, bello, bello. Ma questo col pane va. Col pane sta a Monza. Allora, Andrea, ti propongo una cosa. Prendi una fetta di pane. Mettici lo Jacob. No, prendi una fetta di pane, prendi la carne. Andrea, guarda che bruschetto a caccia faccio. Però mi fa qualche cosa, ma metto. Che ci mettiamo? Ma che uguale. Allora ragazzi, nuova bruschetta sbloccata. Aspetta, cosa? Arabuti. Ah, e mettere ancora, Andrea. Che c'è un terzo. Perché il terzo non si scorda mai. In tutto questo siamo in un ristorante, come avete capito, abbastanza lussuoso. Cioè nessuno sta parlando, stiamo facendo nessuno, stiamo solo noi. Vabbè, quindi Andrea. Ve lo giuro, cioè come se fosse acqua se ne sta scendendo stasera. Andrea. Pronostico. Esce imbriaca a dentro, che pronostico me. Allora, nuova bruschetta sbloccata. Abbiamo messo sopra questo pezzo di pane io speck con carne tipica di maiale. Invece Andrea il salame. Andrea? E Sei? anche il maiale. Siamo ecco. La carne di maiale fa paura. Allora, per il momento il mio cibo preferito sardo è la carne di maiale. Ma non penso che... Per il momento. Non è un... No, è tipico. È tipico, dici. Porceddu. Però non so se questo è tipo una sorta Carne di specialata. macinata. Mi sto consolando. Ed è solo l'antipasto. Ah, un po' di sete. Andrea? Un po' di sete. Ah, un po' di sete. Vabbè, fino a mo' perché comunque alla fine ne avevo bevuto. Andrea? E mo' stiamo a puzzumba. Pronostico? Pronostico. È da bere l'acqua di Nemo adesso. Questo è il tuo capo, stai in escandescenza. Ti stai avendo pure l'acqua in tisciura. Sì, un roditore. Andrea, lo vuoi? Che dici se andiamo a vedere vicino alla pietra Carassau? Andrea, pigli, sai, zebba. Facciamo vedere, stai. Ah, la pietra. Andrea? Diciamo, c'è una pietra che ti impietra? Oppure c'è una pietra che ti inquieta? Oppure una prete. E basta. Ecco, è una grotta. Quindi Andrea, vai. La grotta. Di fuori grotta. Una pietra vera. Aspetta, andiamo a vedere qua cosa qui dentro. Ma si può andare? Sì. Cioè, giudicando dall'azione di Andrea si può andare. Attenzione, eh! Ma lo so, HD. Ma è un ristorante o è un labirinto? Ah, Andrea, pronostico. Andrea, state accorto che accanto al regalim ci facciamo. Diciamo, c'è anche altra gente che ci segue. Attenzione, eh! C'è un pane. Un pane. Un cane. Carassau. Andrea? Ciao. No. È un barboncino. Dammi. Il pincher. No, è levriero. È levriero? Siamo levriero. Quindi ti vengo sopra. No, Andrea! È levriero. Vai, Ah. vai. Ciao bello. Andrea, no, sei ingarbugliato in dove? Levriero. Il levriero. Sei un guerriero? Oh, sei accorto che a caccia c'è un bimmaca, cazzo. Ragazzi, ma cosa c'è qua? Cosa c'è qua sotto? Oh, ti hai cagato. No, non c'è niente. Avevo qualcuno non manda camera a cassuto. Com'è? Dall'altra parte. Ah, c'è l'altra parte. E dove si va qua? Ah, voi dite quella porta là? E cosa c'è in quella porta? Cosa si dice qua in Sardegna? Voi siete sarde? Ah, non siete di qua? Andrea, mi caga sotto i lati. Lei ci sta di più in Sardegna. Sì, però non penso sia entrato in quella porta. Non aprire quella porta? No, Andrea, mi caga sotto, andiamoci, no. Andrei molto volentieri. Ma Andrea, ma quando mai? Andiamoci a cadere, andiamo su qua. Oh, diciamo c'è il levriero. Ci ho fatto comunque un po' di pauriero.
L'ha già visti spuntare, belli buona. Sotti Piero? Sei un guerriero. Diciamo, ecco qui il libriero. Attenzione, Andrea. Direi chiappa roccia in pronto, da vaga, vabbè, avevo fatto pure l'escursione dietro questo ristorante. Che cazzo però? Ritorniamo alla base. È la zuppa gallurese, fatta con pane raffermo, brodo misto di carne e formaggio e un pizzico di cannella. Grazie. A voi. Complimenti. Allora, assaggiamo subito, Andrea. Mamma mia, proviamo un po' la bolognese, che stiamo parlando di alto livello. Mamma mia, ma già la faccia è proprio bella. Guardate il cavaglio, mamma mia, spettacolo. Buono. Non so che cipolla però, Però a me personalmente piace la papa assai, però non so se a te ti piace. Sì, e provo subito. Sì. Attenzione, Allora ragazzi, ecco qui i miei due primi. Vabbè, avete sentito quello che è, quindi proviamo. Prima questo qua con macinato praticamente, sopra. Mamma mia, c'ha una faccia invitantissima. Credo che sia la stessa carne di prima, in teoria. Ah, chi sto cinghiale? Il Nero Maiale. Mamma mia, proprio fessa, proprio di fessa, È proprio la figa, mamma mia. Diciamo, siamo in Sardegna, abbasso il cazzo, viva la fregna. Mamma mia, complimenti, Allora, a Napoli si mangia bene, lo sapete benissimo, ma in Sardegna per il momento non mi sto trovando male, anzi, tutt'altro. Allora, proviamo quest'altro piatto, che non ho ancora capito che cos'è, però pure questo lo vedo buono. Vediamo, eccolo qua, buon appetito. Zuppetta gallurese. Zuppetta gallurese. Questo l'avranno fatto proprio con il formaggio senza lattosio perché ci sta il formaggio dentro. Mamma mia, voglio sta zuppetta pure. Esagerato veramente. Aiuto, talmente che è buona e ci è venuto pure il telefono. Facciamo zuppetta gallurese. Allora, quale dei due piatti che hai appena assaggiato ti è piaciuto di più? Vabbè, rispondo io seriamente. Allora, quello che mi è piaciuto di più è questo qua con il macinato di cinghiale, buonissimo. Allora ragazzi, è arrivato il secondo, patate al forno con porceddu. E qui? Non ci capito proprio niente, vai. Pancetta di maiale. Pancetta di maiale in agrodolce con melenzana. Atracciulella. Atracchiulella. Ok, io andrei subito dentro Atracchiulella. Atracchiulella sì. Hai che bella tenera. Pancetta di maiale. Entra in quest'altra pancetta. Di maiale? No, è troppo dolce, è come se mi mangiasse zucchero e tracchia. Vediamo un po', eccola qua. Molto dolce, abbastanza dolce, sì. Se non mangia la melenzana vicino. Appare. E qua, melenzana, proviamola così. Il dolce si sente comunque. Vabbè. 6 sufficiente, non è proprio, non è insufficiente. Adesso proviamo questa qua, che dovrebbe essere quello proprio tipico, cioè il porceddu, che è proprio la carne di porca, la carne di maiale. Il patano, pezzo e pollo. A Neurokill? L'ho visto su TikTok prima fare sta cosa, guarda. Vediamo un po'. Eia. Non ha fatto come dicevo io. Non è venuto proprio con me che era là. Proviamo, dai. È proprio quella carne che si mette vicino alla tracchiella, quella carne che si mette vicino al brodo, senti l'odore? Quella carne che si mette vicino al brodo. È proprio la carne spezzata praticamente. Proviamo, è quell'odore là, vai. È buono, vai. Questa rispetto a prima già ti piace? Certo, questa è carne nuova. Allora ti dico, forse mi aspettavo qualcosa in più. Non voglio dire che mi aspettavo molto di me perché è buonissima, però ci stanno altre cose molto più buone. Tipo quello là di prima. Vai, bel morso di porceddu con patate al forno. È bella tenera. Ci sta questa parte però. La parte sopra che la rende croccante. Infatti, c'è molto crunch. È pure buona quella là di fuori. Cioè sta parte croccante che vedete più, diciamo, scura. È pure buona. Bello, faccio un bis. No, che poi si piano l'osso sto spuzzuli. Ma sentite com'è. SMR, sentite come crunch. È arrivato il momento del dolce. Hanno portato la seadas, che sarebbe il dolce tipico della Sardegna. Eccolo qui, come vedete è a forma di raviolo e dentro c'è formaggio e miele. E poi ci sono questi spicchi di arancia. Andrea si sta disperando perché gli hanno portato su sua richiesta la Nutella sopra, cioè non si è mai vista la Sardegna, con questo spicchio d'arancia che a lui non piace. Mamma, stanno pezzando un bicchiere d'acqua. Naturale o frizzante? Non ci credo, vai giù, cioè così. Hai detto, come si fa la Sardegna sta cosa che ci mettono la Nutella? No, Andrea non si fa. Ti faccio così, anzi, orecchioni. Cioè, l'unico a mangiarsi la seadas con la Nutella. Ma fate per i spezzi, non ce la faccio. Mi stavo venendo come va.
Abbiamo voluto sulla serata nel migliore dei modi. Allora, ammetto che è molto difficile pensare un dolce col formaggio dentro. A me non ci sarà il formaggio, o almeno credo, perché hanno detto c'è pure per gli intolleranti al lattosio. Questa cosa l'ho apprezzata molto perché non tutti i ristoranti lo fanno. Non è male, no, non è male. È dolce sì, perché ci sta il miele che la dolcisce molto. Però vedete, guardate qua, sta questa parte bianca. Ecco questa qua, che spero, ripeto, sia qualcosa senza lattosio, se no sta tutto cagato. Cioè tu stai facendo formaggio, Nutella e miele. Di tutto sta qua dentro, mo. Cioè sei proprio a fame chimica. Mo mangia a bere questo, il limoncello. Da scendere tutto quello che abbiamo mangiato. Prima di farlo scendere nel cesso. Attenzione, Allora ragazzi, concludiamo qui questo video. Devo dire, Sardegna che mi è piaciuto tantissimo. Vorrei ritornarci. Pure io. Mare bellissimo, come avete già visto anche dal vlog che vi ho fatto vedere sul canale. Diciamo Nutella. No, diciamo questa è la fine che faremo stanotte. Quindi, allora, io questa cena, queste pietanze tipiche della Sardegna gli do un bel 9. 9, anch'io. 9. 9 e mezzo io. Mi è piaciuto veramente tanto. E niente, fatemi sapere se voi siete mai stati in Sardegna, in quale posto della Sardegna, e se volete un altro viaggio insieme. Ne abbiamo fatto uno all'estero, Budapest, uno in Italia, estivo, in Sardegna, E uno fuori. America. America, pure Europa. Abbiamo anche il passaporto, è arrivato da poco. Quindi scrivetemi una prossima meta di un prossimo viaggio che vorreste insieme ad Andrea. E chi paga? Tu. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto e ne vorreste altri, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale. Amo i sardi, basta. Amo i sardi e noi ci vediamo in un prossimo video. E voglio. Ciao.